Ben ritrovati al meteo. L'anticiclone africano si rinforza sull'Italia, determinando una giornata soleggiata sul nostro territorio, ma anche calda. Vediamo insieme la previsione per venerdì 30 luglio. Sul Veneto, dopo la sfuriata di maltempo che ha causato danni e disagi in numerose zone, l'alta pressione ci regala un tempo più asciutto e stabile, con tanto sole ovunque. Al pomeriggio sarà possibile soltanto qualche veloce acquazzone sui rilievi. Temperature stazionarie o in lieve aumento, minime tra 18 e 23 gradi, valori massimi compresi invece tra i 29 e i 34 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove lo scenario sarà lo stesso. Bel tempo anche qui, con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori, isolati rovesci entro sera sui monti. Temperature minime tra 20 e 25 gradi, massime sui 30-33 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà soleggiato dappertutto, con qualche temporale pomeridiano un po' a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 17-19 gradi, massime infine sui 32 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.